Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Puntata del Giro del Mondo in 80 giorni con me sulla mongolfiera di Radio Nostra, Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi e bentornato Omar. Bentornato. Ciao a tutti. Sei riuscito a salire con la scaletta di corda? Un po' ghiacciata ma salvo. C'è un po' di umidità oggi qui sulla nostra mongolfiera. Comunque 14ª puntata, gireremo abbastanza il giro d'Europa e altro, e possiamo dire che a noi ce ne fa un baffo il Festival di Sanremo che inizia oggi. Assolutamente un baffo. Col torciglione aggiungeva qualcuno. E per far rabbia al Festival di Sanremo questa sera avremo un nostro ospite, un polistrumentista di musica jazz, e quindi andiamo subito col primo brano, Starsky e Hutch, Luca Chiaraluce, che avremo con noi poi ospite.
Chiara Luce sarà ospite come sempre alla fine sarà il nostro quarto ospite, e il primo ospite abbiamo sorvolato la Manica. E dove andiamo, Rossella? Allora andiamo a Dublino, ma in realtà andiamo anche un po' in Sardegna, a Cagliari. E a Dublino incontriamo Anna Maria Brancato, che fa un sacco di cose, ma fra quelle per cui l'abbiamo chiamato stasera, lei è una socia dell'associazione Sardegna-Palestina ed è co-direttrice artistica di un festival che adesso va a illustrarci, che si chiama Al Ard. Benvenuta Anna Maria. Grazie mille Rossella, buonasera a tutti, grazie Ciao. Gianluigi, grazie Omar, grazie mille di questa opportunità. Sì, che dire, quest'anno diciamo ci è toccata la co-direzione artistica del nostro festival Al-Ard. Al-Ard significa la terra appunto in arabo, ed è l'evento, il maggiore evento organizzato dall'Associazione Amicizia Sardegna Palestina, appunto, di cui faccio parte, con sede a Cagliari. È un festival appunto da quello di Sanremo a quello, insomma, al nostro, cosa ci separa? Noi facciamo, insomma, la 20ª edizione quest'anno, che quindi... La 20ª, esatto, quindi siamo parte della tradizione, insomma, anche noi, come si parlava prima. E quest'anno appunto si terrà, insomma, inizierà fra qualche giorno, dal 20 al 24 febbraio. L'appuntamento sarà al Teatro Massimo di Cagliari, quindi inizieremo, insomma, martedì 20 con le prime proiezioni e con un appuntamento teatrale. Infatti, insomma, il festival diciamo coniuga ovviamente l'aspetto appunto filmico, diciamo, delle giornate di proiezione con diversi eventi e attività collaterali. Appunto, tra queste iniziamo poi con un'opera teatrale, insomma, con una rappresentazione teatrale. Peraltro molto bella. Poi non voglio spoilerare troppo, proprio perché ancora non c'è il programma finale, ma vi do i primi indizi, soprattutto a chi magari tra gli spettatori riuscirà poi a fare un salto in Sardegna. Ed è una rappresentazione teatrale appunto di Enrico Frattaroli, che si chiama Nakba, I nostri occhi sono i nostri nomi, ed è tratta da un libro di Mohammad Al-Kaisi, Testimone oculare, il libro del figlio. Quindi abbiamo già questo primo spoiler che diamo in diretta. Ascolta Anna Maria, e poi ci sono diversi film, cortometraggi, di che cosa si tratta? Sì, in effetti diciamo che l'evento del festival nasce come festival del documentario. Poi ovviamente negli anni ci siamo un po' aperti ai vari generi, anche perché abbiamo visto che poi la produzione, diciamo, sui temi della Palestina e sui temi del mondo arabo che noi andiamo ad approfondire ha preso anche altre forme, quindi non ci si è concentrati più magari come poteva essere in passato sul documentario, ma ci sono tantissime fiction, tanti corti. Quindi abbiamo aperto anche a questi generi, non solo il documentario, ma anche per esempio un cortometraggio, documentario corto, oppure le fiction corte. E quest'anno abbiamo in gara 22 film. Sono arrivati più o meno una 70ina di opere da selezionare per la commissione, ne abbiamo scelto appunto 22. E tra queste 22 opere che andranno in concorso e che potranno poi vincere dei premi, perché abbiamo in palio 4 premi quest'anno. 3 dei nostri premi verranno assegnati da una giuria internazionale, che vi illustrerò appunto
a breve, e il quarto premio invece è sempre il premio del pubblico, quindi il nostro pubblico che viene a seguire le proiezioni e gli eventi può votare il film che più gli è piaciuto. Ascolta, Anna Maria, mi chiedevo, in questo momento così veramente drammatico, inimmaginabile, insomma, no? È stato difficile raccogliere le opere o magari c'è stato più interesse o non so. È stato molto difficile quest'anno. Io vorrei dire che diciamo da quando poi il festival è diventato anche un evento importante a livello internazionale, ci siamo da subito scontrati con quelli che sono i problemi anche dell'occupazione in Palestina, perché spesso troviamo difficoltà nell'invitare i registi, quindi nel poterli insomma ospitare al festival. Questo è uno dei maggiori ostacoli che noi troviamo. Ma soprattutto insomma in quest'ultimo periodo, dovute poi all'escalation che è partita a ottobre, abbiamo assolutamente riscontrato un rallentamento nel ricevere le opere. Molti registi, soprattutto quelli che partecipano da Gaza, per esempio, hanno avuto problemi a recuperare il loro materiale, perché ovviamente per la difficoltà di collegarsi a internet e quindi di mandare, ma anche di recuperare proprio quello che loro avevano nei loro archivi. Quindi sì, io penso, ovviamente poi questo magari si potrà vedere, speriamo al più presto, quando tutta questa situazione magari arriverà quantomeno a una calma, ma penso che sarà una riflessione da fare per chi lavora poi nell'ambito della cultura, quindi quanto questo abbia impattato poi sulla produzione dei film e anche sulla distribuzione, perché sì, sarà una cosa su cui riflettere, su cui... Ancora più di sempre, insomma, no? La conferma che la cultura non è separata dal resto, no? Della vita, sì, semmai c'era un dubbio. sì. Allora, sono solo registi palestinesi o il tema è la Palestina o come c'è un filone, come scegliete le opere? Noi accogliamo le opere da registi di tutto il mondo, che però devono appunto trattare principalmente di Palestina e di mondo arabo, e in particolare diciamo che preferiamo tematiche che trattino di politica, di cultura, di aspetti culturali e sociali, insomma, quindi tematiche che in qualche modo hanno a che fare con in qualche modo anche con tematiche che possono essere ricondotte alle nostre realtà, tant'è che ne approfitto appunto per introdurre, diciamo, una delle rubriche che abbiamo introdotto proprio l'anno scorso. È stato un esperimento, ma che illustra un pochino il senso anche di quello che è il festival, ed è una rubrica che si chiama In sardo Saderra, perché appunto Alard, quindi dall'arabo la terra, Saderra in sardo, e nella quale cerchiamo di dare spazio a delle opere sarde, quindi scegliamo alcune delle opere di registi sardi, produzioni sarde, che possano in qualche modo riportare gli stessi argomenti. Quindi si parla di politica, si parla di problematiche sociali, culturali, e cercare di far dialogare questi elementi. Quindi un po' si può dire che è il senso di Alard, no? Far dialogo, far conoscenza, far conoscere, ecco. E dicevi che la giuria è internazionale? Sì. Allora, la giuria quest'anno abbiamo delle novità, nel senso che fino alla scorsa 2 edizioni fa abbiamo avuto come giurati fissi Monica Maurer, quindi esperta di cinema palestinese, arabo, regista, una delle maggiori esperte in Italia. Abbiamo avuto Ebrahim Nasrallah, poeta e scrittore palestinese. Tra i giurati avevamo anche Wassim Dahmash, quindi intellettuale, professore già di arabo a Roma, nonché poi insomma, curatore di diversi libri che sono stati tradotti in italiano tramite Edizioni Q.
Abbiamo avuto anche Antonello Zanda tra i giurati della Cineteca Umanitaria Sarda, che collabora con noi col festival da sempre, e rappresentanti poi dell'università come docenti. E quest'anno invece abbiamo, come anche l'anno scorso, abbiamo cambiato, e quest'anno avremo in giuria Hana Mohammed, che è una giornalista palestinese dell'emittente Al Mayadeen, giornalista, appunto anche insomma, ha partecipato qualche anno fa al festival con i suoi documentari. Avremo Mohamed Al-Attar, che è anche lui un filmmaker palestinese, un ricercatore, un docente, nonché appunto attivista anche per i diritti umani in Palestina. Avremo Marco Pasquini. Quindi Marco Pasquini è noto, diciamo, nel festival perché intanto è nell'ambito della cinematografia da tantissimo tempo, e già nelle prime edizioni, quando il nostro festival era ancora a Rassegna, aveva già partecipato con i suoi lavori. Avremo anche Massimiliano Mazzotta, che è anche lui appunto un filmmaker, un appassionato di foto. Ha vinto anche dei premi con il suo primo cortometraggio Oil, ed è appunto adesso anche il direttore artistico del festival Life After Oil, un festival molto importante che tratta anche quello di diritti umani, problematiche insomma sociali, ambiente, inquinamento e altre tematiche. Ascolta, allora ho una domanda che sembra sgradevole, ma purtroppo senza quello non si combina niente. Chi vi sovvenziona? Ecco, sì, il festival, infatti noi siamo passati da rassegna a festival proprio perché l'associazione è stata in grado di beneficiare di alcuni fondi che mette a disposizione la Regione Sardegna, tramite una legge appunto apposita, finanzia gli enti, le associazioni che in qualche modo portano avanti delle attività di promozione del cinema in Sardegna. Quindi insomma siamo fortunati in questo senso ad avere una legge che in qualche modo tutela queste realtà. Sì. Bello, anche perché vi permette di avere i premi, di invitare, se riescono a venire, i registi premiati, quindi... Sì, è proprio quello che riusciamo a fare appunto con questi fondi, e mettere a disposizione, anche perché voglio dire, la maggior parte delle opere che arrivano da noi sono opere di autori che spesso non hanno grosse produzioni alle spalle, per cui insomma anche un premio che possa essere insomma un contributo, un aiuto a quello, e anche un riconoscimento soprattutto di quello che è il lavoro di regista, forse invoglia anche a partecipare. Certo, insomma, no? È l'opportunità di far vedere il proprio lavoro e anche appunto di avere un riconoscimento anche concreto. Esatto. Gianluigi sta pensando di trasferirsi in una regione a statuto speciale. Poi sì, effettivamente Allard è tanto altro, nel senso che poi in quelle giornate, come dicevo, ci saranno diverse attività, diversi eventi collaterali. Noi per esempio collaboriamo tanto con le scuole e con l'università. Quindi ci sarà una mattinata interamente dedicata agli studenti delle scuole secondarie, superiori, insomma, che peraltro anche qui da 2 anni a questa parte partecipano a un concorso dedicato che è all'Art Scuola, con la quale loro possono, gli studenti insomma, che decidono di partecipare, possono creare la loro mini produzione, il loro mini filmato sulla questione, quindi su quello che apprendono, su quello che hanno capito della questione, e questi filmati appunto poi verranno scelti e premiati. E poi appunto con l'università, perché gli studenti, in particolare gli studenti appunto di alcune facoltà, possono partecipare alle proiezioni
non so, i docenti restituiranno insomma in qualche modo un rielaborato di questi incontri, delle proiezioni, e si trasformano sostanzialmente in crediti formativi. Ah, bella questa cosa. A Cerchiamo. proposito di scuola, università, studenti, avete anche pensato a una sezione per i ragazzini più piccini? Ma sì, nel senso ci pensiamo sempre. Devo dire, esatto, dal mio punto di vista personalissimo, io credo che bisogna avere davvero tante competenze anche in ambito dell'insegnamento per poter cercare di passare, diciamo, questi concetti anche ai più piccoli. E quando sempre dal punto di vista personale mi sono trovata magari a dover passare qualcosa, qualche spunto, qualche articolo a studenti che magari fossero un pochino più piccoli, diciamo, delle scuole superiori, non ho trovato granché, e quindi rimango un po' spiazzata, però assolutamente è una cosa che abbiamo provato a fare al di fuori del festival, quindi come altra attività collaterale, diciamo, dell'associazione. Dell'attività. Però può essere magari... No, assolutamente da presentare, anche perché il futuro sono i ragazzini, e quindi se già sì. iniziano da subito a cimentarsi in queste esperienze artistiche e culturali, è sicuramente positivo per loro, e poi è il mondo che lo chiede oggi. E Sì. a proposito di festival, avete corti, film, ma avete anche una sezione su cartoni animati, disegni animati o fumetti? Non in particolare, abbiamo la sezione sulle fiction in cui ricadono, qualora ci arrivassero, anche dei documentari o insomma delle produzioni di animazione. E devo dire che è insomma, per la mia modesta esperienza è un campo che sta aumentando, stiamo ricevendo col passare degli anni più lavori di questo tipo. E sì, anche quest'anno ne avremo qualcuno che facciamo appunto per ora ricadere nella sezione, diciamo, fiction. Bene, questo è importante perché ci sono Sì. stati dei bellissimi film di animazione sul tema recentemente che abbiamo visto e che stanno girando, che secondo me colpiscono tutte le fasce d'età, non soltanto i più piccini ma anche i più grandi, per la capacità espressiva che il disegno a volte riesce a donare, senza, come dire, bloccarci, limitarci con delle scene filmiche vere e proprie, di vita anche vissuta. Quindi lascia più spazio all'interpretazione personale, quindi diventa un lavoro, a mio avviso, molto più artistico che non. Comunque va bene, complimenti. Quindi sì, aspettiamo allora queste nuove sezioni per richiamarti, così ci racconti e magari possiamo anche vedere qualcosa. E a proposito di vedere qualcosa, se qualcuno non riesce a venire nell'isola, che fa? Avete un sito, avete un documento raccolto in visione per chi è lontano? Avete un Allora, streaming, no? no, in realtà no, nel senso che noi vogliamo che il festival sia un momento in presenza, di confronto e di partecipazione, esatto. Abbiamo avuto il nostro momento online, che era quello appunto del Covid, quindi l'anno del Covid ci siamo un po' dovuti reinventare in questo. Però oltre insomma, alla natura un po' del festival, che è quella di incontrarsi, parlare, sentire chi davvero magari sta lì e vederla in faccia per la prima volta, magari molte persone hanno appunto nel festival l'occasione di incontrare un'altra tematica per la prima volta, ed è giusto che ci sia il confronto. Ma oltre a questo, un punto fondamentale è il fatto che noi, una volta che il film poi partecipa al festival, ovviamente non deteniamo i diritti esatto, quindi insomma, proporre uno streaming significa dover avere a che fare, insomma, con tutta la questione dei diritti i diritti dell'immagine, delle registrazioni, eccetera. Però voglio dire, i vincitori almeno
i premi che ricevono, la visione di questi prodotti poi può essere magari l'anno seguente o nei periodi successivi, come dire, messa in circolazione? Non lo prevediamo, però quello che spesso succede nelle nostre collaborazioni con altre realtà, sia sarde che appunto nel resto d'Italia, è che tramite contatti con, per esempio, il regista o la produzione, magari appunto del film che ha vinto, per esempio, possiamo condividere il contatto con quella realtà che poi programmerà magari un'altra proiezione. La cosa, quello che noi facciamo, il lavoro diciamo in più che noi facciamo, è la traduzione dei sottotitoli. Spesso quindi noi cerchiamo di avere tutti i film sottotitolati in italiano, quindi offriamo questo servizio gratuitamente a tutti i registi che partecipano al nostro festival, qualora ovviamente già non ce l'abbiano. Quindi spesso veniamo contattati anche per questo servizio, perché molti film insomma non hanno possibilità. Soprattutto noi in Italia che siamo abituati al doppiaggio. Esatto. E Sì. poi magari diciamo l'arabo non è proprio la lingua più accessibile per molti di noi. Ecco. Esatto, e poi spesso capisco che magari vedere insomma il film con i sottotitoli in inglese, magari ecco, le nuove generazioni sono più abituate a questo, ma insomma sì, non è facile ancora in Italia, siamo abituati bene, abbiamo anche un bellissimo repertorio, per cui è giusto che anche sia purtroppo così. Va bene, Anna Maria, grazie mille. Grazie. E noi guarderemo almeno il sito per sapere cosa ci stiamo perdendo e naturalmente invidieremo i fortunati che possono essere lì fisicamente, e in bocca al lupo allora. Crepi, e grazie davvero per questa chiacchierata e questa opportunità. Grazie a te Anna Maria Brancato, a presto. Grazie. Ciao.
io posso continuare a parlare o mi chiedete qualcosa? Luca Chiaroluce Spine su Radio Nostra. Ora, come avete potuto sentire, il nostro secondo ospite. Siamo a Padova. Franco Zecchinato, buonasera, ciao. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera, bentornato. Allora, Franco Zecchinato è un agricoltore storico che è fra i fondatori della cooperativa Il Tamiso, che è una cooperativa che, ci diceva adesso, compie 40 anni, che si occupa di agricoltura biologica, quindi anche il biologico ormai non è più una novità. È una realtà molto importante, fra le più antiche credo in Italia, e bentornato Franco, era stato anche l'anno scorso un po' con noi. E abbiamo chiamato Franco per cercare di capire un pochino questa storia della protesta dei trattori, perché un po' ci sembra che sti poveri agricoltori abbiano ragione, un po' ci sembra che invece non abbiano ragione e volevamo così capire un pochino con Franco come stanno le cose. Vabbè, io vi ringrazio tutti di questo invito, provo a semplificare perché la cosa è abbastanza complessa, perché in questa questione il ruolo della stampa e della comunicazione dei mass media è stato decisivo, nel senso che la protesta è partita per protestare appunto contro la inadeguatezza dei prezzi della produzione rispetto al mercato ordinario, cioè la grande distribuzione e l'agroindustria. Diventa improvvisamente una protesta contro il Green Deal, diventa improvvisamente per i mass media, per i giornali e per la stampa una protesta finalizzata come contraria, perché pare che le politiche, quelle timide politiche legate all'ambiente che la Comunità Europea ha messo in pista, siano quelle la causa della protesta. A me pare che non sia vero. D'altra parte, oggi assistiamo alla soddisfazione di autorevoli personaggi politici italiani, del governo italiano, della Coldiretti, che fino a ieri gli hanno bruciato le bandiere alla Coldiretti, i contadini, per le piazze, che finalmente la grande vittoria è quella che la Comunità Europea, la Commissione Europea, ritirerà le politiche per la riduzione dei pesticidi. I diserbanti, diserbanti, eccetera. Mi sembra un'enorme mistificazione che evidentemente è a vantaggio delle grandi multinazionali dell'agrochimica e dei poteri finanziari che stanno governando l'Europa, perché secondo me questo è il tema. E stanno governando l'Europa soprattutto, ma voi sapete che per esempio che in Polonia stanno bloccando le frontiere con l'Ucraina e i contadini, perché hanno tolto i dazi da alcuni mesi, o forse un po' di più, dall'importazione di prodotti ucraini. Quindi noi, oltre a finanziare con 50 rotti miliardi l'ultimo delibera della Comunità Europea, quel conflitto infinito che non ha più motivo d'essere se non per altre questioni, stiamo facendo sì che i prodotti ucraini, i grani e i prodotti invadano l'Europa non pagando i dazi, quindi facendo concorrenza sleale ai prodotti dei nostri agricoltori. Sono riusciti a mettere in discussione il Mercosur, quell'accordo con i paesi dell'America Latina che fa sì che si possano importare con meno dazi e meno problemi e meno riconoscimento sul piano dal punto di vista delle tecniche produttive e dei diritti dei lavoratori, i prodotti dell'America del Sud, dell'America Latina. Queste cose sono drammaticamente un problema per i nostri agricoltori. Non lo saranno per quelli che fanno il biogas, non lo saranno per quelli che vivono sul trattore e fanno i contoterzisti, va bene, sono diverse categorie, le cose si mescolano, voglio dire. Per esempio il tema del ritiro della produzione, finanziato peraltro del 4% della superficie a fini ambientali, che è diventato uno scandalo. Esatto, è una cosa che ti volevo chiedere. È una proposta solo per le aziende che superano i 10 ettari. La media nazionale italiana è 4,5 ettari. Quindi la gran parte dei nostri agricoltori italiani non sono toccati da questa norma. E in ogni caso, quel ritiro dalla produzione è finanziato, come hanno finanziato una marea di roba per l'agricoltura in questi decenni. Hanno finanziato il gasolio,
hanno finanziato i contributi agricoli, hanno finanziato la disoccupazione, finanziano le SIE, hanno finanziato una marea di roba, tutta finalizzata. Vabbè, mi fermo qua, se no mi scaldo. Ma è interessante nel senso. una storiella semplice che mi riguarda personalmente, mi riguarda un po' la mia giovinezza, la mia infanzia quasi. Io sto qua, vivo in una famiglia, in una casa che è stata di qualche generazione di agricoltori, piccoli contadini, insomma, avevano 3 ettari, si lavoravano 3 ettari in affitto. Mio nonno, mio bisnonno, eccetera. Io mi ricordo che ho scoperto la Comunità Europea quando, tornando da scuola, facevo forse le medie, credo, scopro che mio zio non c'erano più le 3-4 vacchette che avevamo in stalla, perché era un'azienda piccola, e mio zio che era nato e cresciuto con i ritmi della stalla era un po' in difficoltà, infatti gli hanno dovuto comprare dei vitelli dopo, se no andava via di testa. Per cui dico, ma le vacche, dove sono le vacche? E le vacche, c'era il provvedimento della Comunità Europea che dava un contributo per l'abbattimento delle vacche, perché il latte lo dovevano fare i tedeschi. No? E però mio zio, che al di là dell'emozione e del fatto che gli mancavano le sue vacchette, ma dice, ma me la paga a metà il macellaio. Perché te la paga a metà? È perché l'altra metà la prendiamo di contributo. E questo è il tema. Nel senso che i soldi pubblici, i nostri soldi, vanno a finanziare le lobby commerciali e a sostenere i prezzi bassi per garantire guadagni alla grande distribuzione o all'agroindustria, alla quale sono alleati la Coldiretti, questo governo, da sempre. Non esiste in Italia una norma che in qualche modo favorisca, dia un po' di equilibrio ai rapporti ineguali tra la produzione e la grande distribuzione, che la fa da padrone, e quindi i contadini, a differenza della Francia, protestano. In Francia smontano i supermercati quando non ne possono più, e in Francia la legge c'è, leggevo stamattina, che la stanno cercando di aggirare portando le sedi delle tre gruppi principali francesi dal punto di vista della grande distribuzione, cioè Carrefour, Leclerc e mi pare un altro, adesso mi sfugge il nome, li stanno portando le sedi legali in Olanda, in modo che i prodotti formalmente non vengono comprati da una ditta che ha sede legale in Francia, quindi non soggiace alla legge francese, quindi possono aggirare le norme che il governo francese si è dato per garantire un minimo di correttezza al rapporto commerciale. Quindi secondo me, che oggi cantiamo vittoria dicendo che la Comunità Europea ha ridotto o calato le sue pretese sulle politiche ambientali, che peraltro erano piuttosto timide, mi sembra una mistificazione assurda. La lotta dei contadini, tutto sommato, o degli agricoltori, io ho concluso che ha dei fondamenti molto seri, che sono le relazioni commerciali e il fatto che l'agricoltura è utile riempirsi la bocca di Made in Italy, cazzate del genere, dopo i GP, quando si aprono i confini a qualsiasi nefandezza. E i nostri contadini prendono 40 centesimi del latte. Quanto lo pagate il latte al supermercato? 2 euro. Io no, ecco, non si paga 40 centesimi. E non c'è speranza di farselo pagare di più. 48 quando vanno nelle case edificio che fanno il grana padano, eccetera. E la gente per fare il latte a 48 centesimi e corre sulla mattonella, lavora giorno e notte, Natale, Pasqua e domenica notte, e se appena si ferma comincia a fallire. Hanno indebitato la stalla, la casa, l'impianto fotovoltaico e tutto quello che ci va dietro. Per cui viviamo in una situazione talmente demenziale che se qualche trattore di quelli grossi che vediamo in televisione, che non sono come i miei, perché sono più piccoli, che non siamo contadini di quelle dimensioni, spagano qualcosa, mi pare che sia anche ora. Ecco. Dopodiché, se si fanno strumentalizzare, e questo è un problema serio. I problemi ci sono, non sono quelli che sono emersi, nel senso non sono la spinta verso il biologico, che appunto dicevi che è molto timida in realtà, cioè non è biologica, è una limitazione dei pesticidi, non è quello il problema è la strozzatura che c'è fra il prezzo che incassa il produttore e quello che poi fa pagare al consumatore la grande distribuzione, quello se ho capito bene. Sì. Quindi... Sì, cerchiamo di essere sintetici, io mi scaldo, ma per esempio io stavo pensando in questi giorni, ogni tanto scrivo qualcosa, eccetera. Noi con l'agricoltura biologica
siamo partiti 40-45 anni fa in una situazione totalmente da pionieri, ma quello che sottolineo e che mi fa dire che non riusciamo a capire cosa c'entra il Green Deal con la protesta è legata ad altre questioni. Noi ci siamo fatti la cooperativa 40 anni fa per essere grossisti di noi stessi, per avere capacità di stare sul mercato con una capacità contrattuale che ci dia dignità, che dia dignità al lavoro agricolo e ai prezzi dei prodotti che sono il risultato, come dire, la materializzazione del lavoro agricolo. Io mi ritengo, come dire, orgoglioso, soddisfatti di aver fatto quella scelta che oggi a molti agricoltori manca, non gliel'hanno fatta fare, non gliel'hanno permessa, gli hanno dato contributi a gogo pensando che tutto si risolve col contributo. Non si risolve niente col contributo, è il mercato che deve guidare il successo o meno delle questioni. Il mercato significa relazioni con la collettività. Quindi secondo me la collettività è stata chiamata surrettiziamente a pagare sostegno ai prezzi agricoli, che ha favorito pesticidi, macchine agricole, carburanti, input energetici estranei al ciclo aziendale, eccetera, ha favorito un sistema economico speculativo che non c'entra niente col cibo, c'entra poco col cibo, insomma. Certo. Quindi insomma sono un po' le politiche agricole europee che sarebbero un po' da rivedere forse. Ma io credo che giochi molto in questo momento anche il clima elettorale europeo e la paura che in questo momento fondata che arrivino tutte le destre del mondo sovranisti a governare l'Europa, e questa paura fa paura a tanti ed è anche reale averla questa paura, perché evidentemente le politiche delle sinistre, liberali, eccetera, non hanno saputo dare risposte ai bisogni sociali e non hanno saputo dare risposte ai conflitti che oggi sono, anzi hanno dato risposte, come dire, spesso hanno sostenuto i conflitti che stiamo vivendo e che stanno crescendo, tra l'altro, perché ci siamo accorti che il conflitto sta allargandosi. Quando gli americani bombardano l'Iraq, la Siria, eccetera, insomma, siamo un'azione molto pericolosa. Il genocidio di Gaza non può limitarsi a una questione regionale, a parte la carneficina, ma sono questioni che stanno fortemente impattando sul nostro futuro, nessuno escluso, credo, neanche l'agricoltura. Va bene, dai, ne riparleremo prossimamente anche di questo, anche vediamo un po' come andrà a finire la faccenda, ma come giustamente hai detto c'è anche un po' questa parte di propaganda politica in virtù delle elezioni che ci saranno a giugno. E Franco, grazie mille, ti teniamo sempre nostra vedetta sull'agricoltura come bandiera e ci sentiremo prossimamente. Grazie mille Franco. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Ciao.
finisce la musica di Luca Chiara Luce e passiamo al nostro terzo ospite che è montato sulla nostra mongolfiera. Come stai, Emanuele? Va bene la mongolfiera? Un po' frescotto, ma insomma. Benissimo, va tutto bene, tutto perfetto, tutto pronto. Stiamo viaggiando, è partito il carnevale e noi siamo in questo turbine di coriandoli e di spettacoli, soprattutto, che è la cosa che ci interessa riuscire a fare e a trasmettere, a portare, a raccontare in giro. Allora, carnevale che è partito in pratica ieri, domenica, oggi cos'è? Martedì, sabato, domenica, quando è partito? Sì, di queste nuove formule per cui siamo partiti con il weekend precedente ancora, con la 27-28, con qualche polemica ovviamente, perché il 27 giorno della memoria, far partire il carnevale, sì, no, quindi c'è stata questo un po' tiramolla, però si è partiti lo stesso comunque. Adesso, weekend scorso, gran pienone in giro per tutta la città, pieno dappertutto, ma non pieno, ma non strapieno, devo dirlo, perché eravamo in piazza San Marco e non era strapienissimissimo. E adesso questi 3 giorni invece, lunedì, martedì e mercoledì, in cui ci sono solo eventi, tra virgolette, chiamiamoli collaterali, no? Non ci sono gli appuntamenti nei campi, non c'è carnevale diffuso, non c'è piazza San Marco, si riprende tutto quanto giovedì 8 con vari ed eventuali spettacoli, Ballata del Toro e Marie e Maschera più bella in piazza e più. Allora, carnevale dedicato a Marco Polo. Esatto, all'esimio esploratore, che è pazzescamente uno dei personaggi più famosi in Cina, questo è Marco Polo. Sì. Cioè, esiste proprio, c'è un fans club di Marco Polo. Sì, ma non solo in Cina, in tutta la parte quella, no, Rossella, noi che abbiamo intervistato dal Kurdistan, dai vari paesi, cioè Marco Polo, Uzbekistan, cioè ci sono monumenti, scuole, ci sono palazzi, ci sono cose dedicate, e qua a Venezia non c'è neanche una statua a Marco Polo. Statue ce ne sono pochissime in giro, però abbiamo cosa c'è? L'unica cosa è il liceo Marco Polo. Abbiamo il liceo Marco Polo, è l'unica cosa che abbiamo. Questo c'è. Per il resto, però, questi 700 anni almeno viene ricordato. Serviranno per riprendere i rapporti con la Cina, per farci scambi culturali con la Cina. Vediamo che succederà. E poi che altro? Abbiamo visto c'è uno spettacolo, andatelo a vedere se avete voglia e sentimenti, all'Arsenale. Questo spettacolo molto d'immagine, ovviamente, molto affascinante, personalmente, per addetto ai lavori, affascinante fino a un certo punto, poi diventa un po' ripetitivo, però insomma la gente che per la prima volta lo vede, proiezioni, mega proiezioni, gioca di luci laser, imbarcazioni, c'è un bellissimo drago acquatico, c'è un drago portato da una barca con dei pedali, molto molto bello, molto suggestivo da vedere, quindi se vi capita, quello è una cosa simpatica da andare a vedere. All'Arsenale quando? Giovedì? All'Arsenale praticamente adesso riprende giovedì fino al 13, col doppio spettacolo, se non sbaglio, 18:30 e 21 c'è il doppio spettacolo. Sono andato a vederlo con tutta la family domenica, quando siamo andati, domenica, ed era bello pieno, c'era un sacco di gente, un sacco anche di veneziani che vengono a vedere lo spettacolo. È diventato un po' come i fuochi del Redentore. Ma è più bello quello di quest'anno o già era più bello quello dell'anno passato? Ma l'anno scorso che già era quello che volava con l'acqua. Sì, ma sto anno guarda che se tutte le... sta diventando un po' questa cosa qui che ha un suo lato positivo. Mentre diciamo i carri in canale di Canareggio non ci sono più. No, in Canareggio non si fa niente perché si è arrivati un po' al collasso, ovviamente. Lo spazio era veramente minimo, quindi anche
o lavoravi lì forse dovevi veramente lavorare sulle prenotazioni. Infatti lì all'Arsenale è tutto su prenotazione, ci sono i posti a sedere, poi arriva e entra solo chi ha il biglietto per entrare, puoi prenotare. I veneziani avevano i biglietti scontatissimi, a 2 euro, 3 euro, una cosa del genere, non mi ricordo il prezzo. Quindi, come dire, era abbastanza organizzato da questo punto di vista. È un peccato perdere un po' quella spontaneità che era il bello del carnevale di Rio di Canaleggio, no? C'era questa cosa, era più suggestivo, decisamente fatto su uno spazio più piccolo. Bello lì all'Arsenale, spazio enorme, sul Rio di Canaleggio era più suggestivo, ma devo dire gli ultimi anni era anche pericolosa, perché è stato veramente un miracolo che nessuno sia mai finito in acqua con la folla assurda che c'era praticamente. Quest'anno hanno ripreso i banchetti della Epe la domenica lì, e la famosa Pantegana invece, che è arrivata sul Canal Grande con la regata delle maschere delle imbarcazioni sotto il ponte di Rialto. Certe cose sono mantenute, altre un po' si perdono. Diciamo che lo spirito del carnevale sarebbe anarchia, no? Lo spirito del carnevale sarebbe più anarchico. Per esempio adesso a me è capitato che sto di lavorare con i maschereri, l'associazione dei maschereri, con cui sto coordinando questa giornata della ballata del toro, no? Che è questo festeggiamento in cui loro facevano un corteo, arrivavano in piazza San Marco e tagliavano la testa al toro, come era da tradizione dell'omaggio del patriarca di Aquileia, che portava i 12 maiali, i 12 panini e il toro a cui veniva poi tagliata la testa. Perché vi sto raccontando questo? Perché quei maschereri sta facendo questa cosa, sto facendo questa bellissima cosa, però per dirti è difficile, perché per esempio non si possono fare i cortei, no? Quindi lo spirito anarchico anche là un po' si perde. Lavoro con un gruppo, all'interno dei maschereri c'è un gruppo lì veramente anarchico di musicisti, i pirati si chiamano, e sono musicisti, personaggi da un po' tutta Europa, che arrivano a essere quasi una trentina, tutti vestiti da pirati, con le baute, con lo scheletro disegnato, molto carini. Sono musicisti, ma sono invisi all'organizzazione perché fanno una cosa che aiuto, vanno in giro suonando, e non si potrebbe fare. È una cosa meravigliosa. No, ma non ci sono gli artisti di strada per carnevale. No, gli artisti, ci sono gli artisti di strada nelle postazioni predestinate, ma se tu vai in giro suonando così quello non lo potresti fare. Vabbè, ma è carnevale, si può fare. Infatti, no? Quello che dico a me, se è carnevale, facciamolo, no? Cioè, lasciamo libertà. E poi, se posso dire anche questa, la peculiarità, secondo me, del carnevale era molto legata al trasvestimento, alla gente che si metteva in maschera. E si è perso completamente questa cosa qui, ma non si è neanche voluta, come dire, anche le maschere quelle belle di Piazza San Marco. Noi per anni abbiamo presentato Piazza San Marco, quello che succedeva, le sfilate. 10 anni ho fatto da presentatore in piazza, dal 2009-2007 la prima volta, non mi ricordo. E man mano le maschere sono sempre diminuite sempre di più, si sono sempre più rintanate nelle feste private, no? Perché non venivano valorizzate. Cioè, è come se a Viareggio decidessero di non fare, di non dare più soldi ai carri, di fare di non dare più premi ai carri. Che si metterebbe più a fare costumi, a chi più a fare i carri mascherati? Cioè, viene tutto, chi se ne importa. Invece il bello di questa città era proprio mascherarsi in un posto dove puoi girare, viaggiare. Un po' la spontaneità, no? Sì, la spontaneità un po'. Sì, era questo, travestirsi, andare in giro come
Io ho memoria ogni volta che lo racconto, c'è gente che ride, quando io e Gianluigi nel 1985, 86, 85, 86 mi ricordo, andavamo in giro con la finta telecamera di Canale 5, se ti ricordi, avevamo una finta telecamera con una lucetta rossa e una lampada e la gente, era l'85, quindi ancora Canale 5 appena uscito, ci credeva, noi facevamo le finte interviste alla gente. E la gente ci chiedeva, ma quando il telegiornale della sera, Sì, ma in effetti manca, diciamo che manca nel carnevale, sta scomparendo la partecipazione del pubblico, che è il carnevale, no? Lo spirito pubblico, carnevalesco. Lo spirito che viene, che crea il carnevale. Sì, Ora i turisti vengono vedendo chissà cosa, ma quando tu andavi a Venezia eri già vestito e creavi il carnevale tu stesso, no? Esatto, era quella cosa là. Adesso arrivano per vedere, cioè arrivano da un bel po' di anni, arrivano. Infatti la maschera più famosa di Venezia è il fotografo. È la maschera più presente in tutta Venezia, è il fotografo. E vabbè, pazienza. Comunque andiamo avanti. Per noi operatori dello spettacolo è un momento importante perché ci dà comunque lavoro, ci dà visibilità e questa è una buona cosa. Vedremo cosa succederà l'anno prossimo con i tornelli. Quello sarà divertente anche quello. Comunque sperimentiamo. Esatto, di divertente c'è anche giovedì grasso con 2 spettacoli alle 18 e alle 20:30 al Consolato Svizzero, Il pesce mai visto, operetta pisciatoria di pescatrici e pescatori. Quindi è una produzione La Rete, una nostra produzione, e quindi ecco, questa pubblicità occulta. Certo. Ci siamo anche noi al Carnevale di Venezia, anche quest'anno devo dire che è già il 5º anno forse che partecipiamo con l'ho incrociato, ho incontrato con le opere della Barina di Roberta Barina. Antonella Barina. Proprio ieri, Antonella ieri, stasera tornando a casa perché abita esattamente qua dietro casa nostra, qua a San Stae. Va bene, Emanuele, buon carnevale. Anche a voi, divertitevi. Ma a Cavallina cosa succede a carnevale? Non posso dirtelo adesso, così in diretta te lo dico. Perché non puoi dirmelo? Perché non sei favorevole? Un po' di cose per bambinetti e basta. Non c'è roba per adulti, niente. No, zero. Io non dico che dopo il Capodanno Carnevale è la cosa che odio di più. Perché tu non l'hai vissuto, non hai partecipato al Carnevale. Se tu Ho partecipato, ma le maschere mi fanno paura. No, non è il discorso maschere, tu dovevi essere a Venezia dagli anni 80 agli anni 90. Ma mi è toccato venirci, figurati. Ma no, vabbè. Vabbè, ciascuno ha le sue. Cosa vuoi che gli diciamo? Vabbè, sta a casa tua e ora se non ti piace aspetta che finisse amore. Va bene, ciao Emanuele. Signori, vi saluto, buonanotte, vado in branda, è stata molto bella. Spezzo io una lancia, se invece vi capita di dover essere a Venezia dall'8 al 13 pomeriggio in piazza San Marco, o alle 2 o alle 3 o alle 5, più o meno in quell'orario là, c'era questa nostra nuova produzione di commedia dell'arte che facciamo, spettacolo che si chiama Quando catai l'amore in Catai. Bella. E vi aspettiamo. Saluti e baci. Grazie mille. Buonanotte. Passo e chiudo. Ciao. Grazie.
Eccoci qua nuovamente nella nostra mongolfiera, mentre sta correndo, che ore sono? Le 22:16, sta correndo il Sanremo. Noi abbiamo la nostra musica di Luca Chiaraluce e Luca è qui con noi. Ciao Luca, ben arrivato nella nostra mongolfiera. Ciao Gianluigi e ciao a tutti gli ascoltatori, e anche a Remo e Rossella. Benvenuto Ciao. a bordo. Allora Luca, abbiamo visto una cosa straordinaria, insomma, che suoni tutto. Sì, è vero, sì, sono abbastanza tutto. Mia colpa. Quando qualcuno mi conosce a Roma nei negozi di musica, quando entro, anche essendo una persona molto semplice, poi però tutti i gestori dicono, i padroni dicono, oh, fermi, perché questo uno è un polistrumentista che strumenti li suona veramente, tutti quanti, non per finta, capito? Esatto, Vabbè, ma insomma. allora il primo strumento che hai imparato? Il primo strumento è stata la chitarra. Mm. E ha iniziato mia sorella a suonare, io avevo 13 anni, mi nascondeva la chitarra perché non voleva, temeva che gliela rompessi e poi io insomma sapevo dove la metteva e senza sapere accordi riuscivo a tirare fuori già delle armonie, insomma sono stato sempre molto affascinato dalla musica e quindi appena potevo suonavo. Sì, il primo strumento la chitarra, poi la batteria perché avevo un po' di tamburi a casa. Poi, quando è morto mio papà nel 91, praticamente mio papà era scultore, ha fatto questo nella vita, restauratore, antiquario. E, ho iniziato per un mese, ho costruito un contrabbasso che ho usato su YouTube, ci sono dei concerti dove È lo quello che utilizzavo. suoni seduto? Sì, sono In seduto con, effetti con la scultura. avevo visto, ho detto, che strano contrabbasso. Eh sì, però perché avevo preso un modello del 600, appunto. Io vivo a Roma, ma sono umbro, sono venuto a Roma nel 94. Quindi diciamo che la mia infanzia sono cresciuto a Todi in un'atmosfera medievale rinascimentale, diciamo. Mi ricordo ancora queste mostre, diciamo, da piccolo, queste fiere dell'antiquariato e dell'artigianato stracolme di gente, dove ancora c'era il gusto per chi sapeva fare le cose, c'era l'apprezzamento, non un'arte, diciamo, fatta sul prezzo e sul denaro, ma si apprezzava veramente l'oggetto, diciamo. E infatti io faccio anche delle sculture, perché poi quando è morto mio papà, fino al 94 non ho suonato più e ho fatto solo sculture, perché volevo sentirlo vicino, è stata per me una mancanza molto grande. E nel concerto che porto in giro, poliedrico, ci sono queste 3 altorilievi 60x80 che ho fatto di tema musicale, insomma, e li porto con me. Sì, che fanno anche parte dello spettacolo, no? Tu li vuoi proprio sul palco. Esatto, sì. E quindi dopo poi, la batteria l'abbiamo detto, la tromba. Sì, cioè, perché anche la tromba è venuta durante il Covid, cioè sembra assurdo, però sono 3 anni che la suono, 2 anni e mezzo forse, insomma, perché dopo un po' di mesi che non sapevo che fare a casa, chiuso, ho preso su Amazon questo frigorífico a 250 euro e mi sono messo così a suonarlo un po', ho fatto delle pazzie anche, ho suonato anche, mi hanno chiamato in posti importanti dopo 6 mesi che nemmeno la suonavo, insomma, però ormai sono 3 anni e mi ci diverto molto, devo dire, perché suonando questi altri strumenti, se ci pensate, la chitarra, il contrabbasso, sono strumenti pizzicati, anche il pianoforte sono strumenti pizzicati, è uno strumento pizzicato. Esatto, tamburo, tu dai una botta. Per me è stata una scoperta e capito, come se fossi atterrato sulla Luna, poter avere uno strumento dove faccio una nota e quella la posso tenere quanto voglio con un suono lungo e bellissimo. Per me è stata una scoperta. E in effetti è possibile fare poche cose con il flicorno e ottenere delle bellissime atmosfere. Io sfrutto anche questo, insomma.
non avendo ancora la tecnica. E dopo ho visto anche altri video che hai su YouTube, che ho messo il tuo indirizzo sui commenti di questa trasmissione, e il violoncello anche. Sì, il violoncello è stato un regalo che mi hanno fatto a 40 anni, forse perché una volta ho detto agli amici, insomma, che mi sarebbe piaciuto il violoncello e niente, me l'hanno regalato e hanno fatto questo errore. Io purtroppo poi, ma ci ho messo, in America ho scoperto, perché all'inizio facevo una fatica incredibile, perché chiaramente non metto le corde accordate per quinte, come dovrebbe essere, ma andavo nei negozi, torturavo il negoziante, gli chiedevo come avrei potuto creare una scalatura per quarte, quindi questo ricorreva per tenerti... Esatto. Per tenermi un po' alla dileggiatura della chitarra e del contrabbasso. Non mi mandavano a quel paese, insomma, però faticavano. Poi ho scoperto in America questa ditta che fa appunto per violoncello corde con la scalatura per quarte. Sempre sotto il lockdown. Ecco perché... Diciamo, sotto questo lockdown sono successe anche delle cose belle, poi tutto sommato. E come avrai notato tu, da ottimo violoncellista quale sei, ho provato con tenendo, perché ovviamente non ho mai preso lezioni nemmeno una, né di tromba né di violoncello. Ho provato con la impostazione normale dell'archetto, cioè così, ma non ce la facevo, non avendo tecnica, a dare pressione all'inizio. Allora l'ho preso. In effetti ho visto. Che poi mi hanno detto che era un'impugnatura che si teneva, se non sbaglio, si teneva in antichità, è possibile, nel 600. Per il contrabbasso si teneva. Forse per il contrabbasso. Contrabbasso è la tecnica tedesca, quella là. Ecco, grande. Ecco, allora quindi hai usato il violoncello con le corde a quarta. Assolutamente, rigorosamente, in maniera che avrai notato che così. Sì, no, dicevo, tante volte ci si confonde, almeno io ogni tanto mi confondo, suono il violoncello, poi devo suonare il contrabbasso, devo un attimino ragionare perché come fai? Mamma mia. I salti sono diversi. No, io non ce l'ho fatta questo passo per quinte. Insomma, cioè, ne suoni 70.000 di strumenti, quindi ho preferito non farlo. Ma io ho una domanda. Allora, non hai preso lezione per tutti questi strumenti? No, dopo no, però ho preso lezione all'inizio, serie lezioni, ho fatto un sacco di lezioni, poi ho studiato tantissimo, facevo le clinics a Perugia, a Umbria Jazz. Poi ho studiato con un bravissimo insegnante di armonia nell'86 con Ramberto Ciammarucchi, un pianista bravissimo. Conosco benissimo l'armonia, infatti insegno da tanti anni, insomma, tecnica dell'improvvisazione, armonia. Conoscendo l'armonia, quando ti confronti con uno strumento nuovo, devi imparare solo la tecnica, che solo per modo di dire. Solo fra virgolette. Sì, senti, però io sono... Volevo arrivare a chiederti, l'attitudine, essere portati esiste e funziona? Non è che chiunque può mettersi... No, io non ci credo, no. Io non ci credo. Io penso che quando desideri una cosa e la ami, riesci. E questo dovremmo farlo capire anche a chi gestisce la scuola, perché le inclinazioni, invece di appiattire tutto, ci sono delle persone, bambini che nella crescita magari vengono forzati, no? Con dei, come dire, protocolli, no, non so come si chiamano, ministeriali, però magari hanno delle tendenze più pratiche con le mani. Una volta c'erano gli istituti tecnici, o c'era un po' almeno a Todi, io mi ricordo da piccolo, mio papà, quando mi sono comprato il motorino, mi ha detto: va bene, c'ho un amico che fa restauratore, gli serve qualcuno che svernisce i mobili, vai. Ci vai 2 mesi, ti metti da parte i soldi. Quindi diciamo che si faceva pratica, no? Anche in vari lavori.
e quindi era bello perché tu potevi conoscere, toccare con mano gli elementi e capivi se ti piaceva una cosa. Adesso uno che esce dal liceo scientifico, che università prende? Chi lo sa? Che ti immagini di essere qualcosa? Un architetto, sì, ma hai costruito una cosa, magari già ti sei appassionato a far reggere una tettoia per casa, insomma, gli strumenti sono uguali. Guarda, io devo dire che suono tanti strumenti, ci ho pensato tanto per quale motivo suono tanti strumenti. Poi mi sono dato una risposta, siccome io insegno molto e mi piace tanto, la didattica per me è una cosa che mi riempie la vita e mi aiuta anche a vivere, insomma, dal punto di vista economico, ma non ci penso mai a questo. E penso soprattutto che mi piace insegnare, che gli altri apprendano in maniera facile, semplice e funzionale per loro. Però vedo una grande fatica, è quasi un segno di rispetto per loro, cioè per i miei allievi, perché io quando insegno le cose le so e quindi per me è semplice. Ogni volta mi piace calarmi nuovamente nella fatica dell'imparare una cosa nuova, quasi come per umilmente mettermi un pochino a loro. Non vi dimenticate che sono umbro e che quindi sono nato in una terra un po' mistica, la terra di San Francesco, soprattutto la città di Jacopone, che non è santo solo perché andava contro il Papa, ma è stato il primo poeta, è stato di una cristianità e di una poetica meravigliosa, insomma. Lo conoscono tutti in giro per il mondo, Certo. però alcuni tudertini non lo conoscono. Ascolta, tornando alla musica, quando, Sì. perché ho visto i video che sono su YouTube, che abbiamo messo anche questa sera, abbiamo messo 4 brani tuoi, dopo finiamo con 4. Cos'è che suoni per prima? Cioè, secondo la parte forse più difficile è iniziare col primo strumento oppure no? Cioè, con cosa inizi? Bellissima Guarda, mi fa piacere che fai questa domanda, Gianluigi, perché ti domandi come faccio a costruire quella roba là. Perché tanti musicisti appena vedono una cosa che gli dà già fastidio e girano immediatamente. Quindi mi fa tanto piacere, ti ringrazio. In realtà io faccio prima 2 strumenti pista che toglierò. Ah, ok. Cioè il pianoforte e il contrabbasso, che mi danno la base armonica. Certo, e il ritmo. E poi sì, e il ritmo. E poi faccio la batteria, quella vera. Quindi il primo strumento che faccio è la batteria. Poi il contrabbasso un po' già ce l'ho, quindi poi metto il pianoforte, poi il contrabbasso e poi diciamo vado più con la chitarra. Prima faccio le fondamenta, fondamenta come si fa una casa. Esatto, sì. Sì, apri 2 piste che dopo le cancelli, 2 sì, po' esatto. Come in atletica le lepri per correre per battere i record, no? Si usa il corridore che dopo 2 giri si ferma ed esce per... È vero, è vero, è vero. Metafore pazzesche. Stasera è vero, sì. In effetti funzioniamo così. Bene. Va bene Luca, grazie Grazie a per voi. la musica che ci fai sentire, che è bella. Hai vari dischi, hai vari siti, hai tante cose, ho visto, no? Ripetile tu. Sì, beh, no, soprattutto va bene, a parte Instagram e Facebook, metto le cose su YouTube, il sito ce l'avevo ma poi l'ho dismesso perché in realtà non serve quasi più. Non serve quasi più, sì. Poi se uno clicca il mio nome poi vede libri che ho pubblicato, didattici, queste cose qua, insomma. Però soprattutto mi piace la musica, che qualcuno va a vedere le cose che faccio dal punto di vista musicale, mi fa piacere sicuramente. Ho messo anche delle lezioni gratuite molto approfondite di armonia, di tecnica dell'improvvisazione, quelle ci tengo perché sono gratis. Che bello, stavo per dire, ho voluto fare un piccolo regalo.
quando uno ci arriva, sai, è come quando il tesoro. Poi mi mandano dei complimenti ai quali io sono un po' terribile, non rispondo perché così. Insomma, come sai, io sono come un contadino che fa il vino come si deve. E poi se ti capita un amico, se lo beve, ti ringrazia, però insomma È finita là. è capitato, è capitato. Un'altra cosa, la post-produzione dopo la fai sempre tu, te la aggiusti tu? Sì, faccio tutto io, con un programma che ci ho messo un po' di tempo, Per 4-5 anni, per conoscerlo, però poi alla fine sì, perché ho visto che poi io il primo concerto l'ho fatto alla Casa del Jazz a Roma nel 2006, quando ancora non c'era niente di questo genere. Adesso ci sono molti polistrumentisti, ormai beati loro, sono famosi, girano nel mondo e che fanno questo tipo di lavoro, anche perché oggi anche il cellulare permette, se non erro, di fare questi montaggi un po' con vari spazi dove tu puoi mettere vari strumenti in maniera molto semplice. Io allora mi era presa questa passione, quindi mi sono messo lì, mi alzavo, mi ricordo, la mattina presto, perché poi alle 10 iniziavo lezione, per cercare di imparare questa cosa. Poi alla fine è riuscita e sì, Va mi bene, dà ci hai impiegato soddisfazione. un po' di tempo, beh dai, mi Un po' di consolo, tempo e poi l'ho mi consolo perché mi hanno regalato a Natale una tastierina MIDI da fare col computer, non devo ancora capirci nulla, comunque allora c'ho tempo. Sì, vai, mettiti, prova, sperimenta che ci riesci sicuro. Va bene. Bene, Luca, Gianluigi. Grazie a Se voi, è hai stato delle un grande uscite, piacere. chiamaci che magari ne parliamo un po'. Come no? È stato un piacere. È Anche vero. per me, infinito. Complimenti. Grazie a voi, Complimenti. grazie a Grazie tutti. mille. Grazie a voi, Ciao, complimenti ciao. anche a voi, grazie. Ciao.
finisce anche il programma con la musica di Luca, polistrumentista, l'abbiamo sentito, e finiamo, andiamo a vedere il festival, abbiamo ancora tempo. Possiamo anche perché dura fino alle 3 di notte, quindi abbiamo tutto il tempo per tutta la notte per guardarlo. Sì, ricordo che l'anno scorso ci sono state delle polemiche sulla durata, sì. Però quest'anno mi sono completamente persa il dibattito sulle signorine che devono affiancare Amadeus. È Amadeus, giusto, che presenta? È giusto? Sì, c'è stato... Ma c'è una gran discussione, viene questa, viene quella. Non so, non ho seguito io. Invece volevo dire una cosa, e questa è una cosa triste e che fa un po' incazzare. Immagino già. Hanno ucciso un altro orso. Esatto. Perché questo orso si era in Trentino, amici del Trentino, fatela finita, perché questo orso aveva seguito una coppia e non aveva fatto niente, era un orso curioso. No. Allora io prima stavo pensando, quando ho sentito questa notizia che veramente mi ha messo di cattivo umore, scusa, è una proprietà anche mia, tua, nostra, di tutti l'orso, giusto? Sì, ma da quanto ho capito c'è questa legge del Trentino che se l'è fatto questo presidente della provincia di Trento, che possono uccidere 8 orsi all'anno. E qui non diciamo nulla. E quindi sabato c'è una manifestazione a Trento organizzata possiamo immaginare, da ambientalisti, animalisti, da gente per bene. Persone civili, diciamo. Esatto, da gente per bene, perché insomma il presidente della provincia di Trento, che non mi ricordo neanche il nome, Gatti. Ecco, cacciatore, quindi le cose le fa solo per lui, pensa che che nel mondo ci sia solo il genere umano e il resto sia di secondo ordine. Lo so, questo fa rabbia, dovremmo... Anzi, amici all'ascolto, se avete qualcosa da raccontarci sugli orsi e sui cacciatori, noi ascoltiamo volentieri. Scriveteci, l'indirizzo lo vedete, lo trovate sotto sul manifesto, dove c'è anche adesso c'è la giornata di oggi. E va bene, parleremo magari prossimamente anche di lupi e di orsi, che riprendiamo un po' questo tema che abbiamo trattato anche gli scorsi anni. E che noi non vogliamo uccidere. No, esatto. Va bene. Va bene, grazie a tutti. Grazie a tutti, a martedì prossimo e buon carnevale. Vi ricordo, giovedì grasso veniteci a trovare al consolato svizzero, che è vicino all'Accademia, giù del ponte dell'Accademia verso le Zattere. Un bel palazzo settecentesco. Bene, ciao a tutti. Ciao Gianluigi, ciao Rossella e viva Marco Polo. Evviva! Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.